Diamo il buongiorno a Mr. Kayode Adenji. Hello, Mr. Adenji. Nice to see you on air with us. Thank you very much. It's a pleasure. It's just pleasure. Let us. We are clearly speaking in English, right? You don't speak Italian. Your English is very good. Yeah. Okay. I thank you. You don't speak Italian, right? No. Unfortunately. Well, no problem. No problem. We will ask you some questions, and then we will translate for our Italian public. First of all, we are going to introduce you. Kayode Adenji è l'avvocato di Osita Okolo, il quale ha rappresentato Victor Osimhen per quel che riguarda i suoi interessi, anche il durante, anzi forse durante e dopo anche il suo trasferimento al Napoli, però ad oggi Osita Okolo è in causa con Victor Osimhen per quelli che sono evidentemente degli emolumenti che secondo Osita Okolo, come abbiamo già raccontato su CalcioNapoli24.it, gli dovevano essere versati, insomma, e così non è stato. Visto che il Napoli è finito anche un po' nell'occhio del ciclone per la vicenda legata a Victor Osimhen, abbiamo visto quanto ha fatto anche noi, insomma, la procura francese, quella italiana, ci è sembrato il caso di approfondire, fare ulteriore chiarezza, la vicenda grazie al contributo dell'avvocato Adenji. So, Mr. Adenji, please, with a very clear language, even for us that we are not lawyer and we don't speak English so good, so please let us understand the question that's going on between Osita Okolo and Victor Osimhen for what happened when he moved here in Naples. Okay, so before Victor moved to Napoli, Osita Okolo acted as his lawful attorney, and they signed an agreement together. So later on, William Davila, who is the managing director of DW Sports, entered an agreement with Osita Okolo. Okay. So all of the monies and transfer fees were agreed between Osita Okolo and DW Sport. So, and they agreed that they were going to pay public deals, which is by Osita Okolo, certain amount of money. Indeed, DW Sport paid Osita Okolo about $439,000 and another 69,000 euros. Victor Osimhen asked Osita to transfer to him because he wanted to use the money for something. Later on, in 2021, Victor Osimhen terminated his relationship with Osita Okolo. So now, Osita Okolo is asking for the refund of the money paid to Victor Osimhen, which is agreed in the agreement with DW Sport. Because the agreement with DW Sport was entered into before Osimhen terminated his contract with Osita Okolo. Okay, I'm going to translate what you said. Ovviamente gli abbiamo chiesto cosa è successo, qual è la questione.
si è soffermato ovviamente sulla vicenda legata a Osita Okolo e lo stesso Victor Osimhen. In questo momento Osita Okolo chiede praticamente un certo ammontare di denaro sia a William Davila, con il quale aveva un accordo per il trasferimento di Osimhen da Lille al Napoli, sia allo stesso Osimhen, che a quanto pare si è fatto, diciamo così, versare la cifra di oltre 400.000 dollari e poi ulteriori 70.000 euro da Osita Okolo per, diciamo, questioni private non specificate, sì, esatto, le quali poi evidentemente non sono state restituite. E in questo momento quindi è diciamo partita poi quella che è una denuncia da parte di Osita Okolo nei confronti dello stesso Osimhen e dello stesso Davila. Sì, per riavere questa somma, oltre più quelli che poi saranno degli incentivi ulteriori, da quanto abbiamo capito. So, Mr. Adenji, can you explain us and help us to understand what will be the future steps of this history between Osita Okolo, your client, and Victor Osimhen? Okay, because we don't want to distract Victor Osimhen in playing and scoring more goals for Napoli. Thank you. We have tried to ensure that we settle this matter between Osita Okolo and Victor Osimhen. Okay. So that it does not, come out to the public. We have tried all our best. But it appears that those maybe around Victor, they're not giving him a proper advice. So it has forced Osita Okolo to go to court here in Nigeria to enforce his rights under the agreement with DW Sport and the power of attorney that Victor Okolo signed with him. We hope that Victor Osimhen will follow the path of wisdom and pay him so that Victor Osimhen can go forward with his career in Napoli. There is nothing too deep to it. It's just a transaction between two people. And it is expected that when you agree on something, you stick to it. Okay. But it's possible a face-to-face between Osita Okolo and Victor Osimhen, maybe in the future days or future months? Only to talk about the situation for a Pacific way. Yes, it's very possible. Okay. But when you do that, you need to show that you want to reconcile. But Osita Okolo thinks that Victor Osimhen is not ready to reconcile. Ok. Ok, let me translate. Insomma, io ho chiesto quali saranno i futuri step per quanto riguarda questa vicenda. L'avvocato Adenji ci ha spiegato di come in questo momento semplicemente il suo cliente, il suo assistito Osita Okolo, vuol vedere riconosciuto quello che era un patto intercorrente tra lo stesso Osita Okolo e Victor Osimhen nella restituzione di questa somma di denaro che appunto al momento della transazione del passaggio tra il Lille ed il Napoli di Victor Osimhen era stata promessa allo stesso Osita Okolo e poi un patto in questo caso non mantenuto tra le parti. Non vorrebbero arrivare ad uno scontro totale, quello che ci ha fatto capire l'avvocato, perché in questo momento vorrebbero lasciare Victor comunque concentrarsi su quello che fa, quello che è la realtà a Napoli e quello che è ovviamente il suo futuro a Napoli come calciatore. Però è normale che qualora non ci fosse un accordo tra le parti e quindi un rispetto di quello che in realtà è un accordo già preesistente tra di loro, si agirà poi per quelle che sono delle vie anche legali dell'aspetto. Gli ho chiesto poi se c'è la possibilità eventuale di una Pacific Way, di una strada pacifica per riuscire a risolvere la vicenda ed anche un incontro tra lo stesso Osita Okolo
e Victor Osimhen. L'avvocato ci ha detto: me lo auguro, è sicuramente una possibilità, ad oggi però non ci sono ancora queste basi affinché ci possa essere un incontro. Noi ce l'auguriamo che la vicenda possa concludersi molto velocemente, senza degli strascichi ulteriori, ma molto dipenderà poi dalla posizione che avrà lo stesso Victor Osimhen nei confronti appunto di Osita Okolo. Mr. Adenji, can I ask why the relationship with Mr. Davila ended? At one point, the relationship between Davila and Osita and Victor ended suddenly. So can I ask what happened? Because I am a lawyer to Osita Okolo, it's not something that I can talk on. Okay. I am restricted to the matter between Osita Okolo and Victor Osimhen. But I sincerely do not have the details of how Davila and Victor Osimhen ended their relationship. Ok, ok, ci spiega che non ha i dettagli riguardo all'improvviso addio di Davila, perché fu una materia improvvisa. Sì, ce lo ricordiamo quello che successe. Che non ha avuto poi neanche grande spiegazione. E ci dice: in questo momento mi occupo di quella che è la vicenda intercorrente tra Osita Okolo e lo stesso Victor Osimhen, e quindi non ho focalizzato la mia attenzione sulla vicenda legata a William Davila. Ti vorrei chiedere anche del trasferimento in generale, no? Perché comunque è un trasferimento, quello di Victor Osimhen, che ha destato qualche domanda in più. Come gliela andiamo a chiedere? Bella domanda. Io più che altro gli chiederei a questo punto quale fu il ruolo di Osita Okolo nel trasferimento tra il Lille e il Napoli, visto che comunque se ne parla tantissimo in questo momento. Mr. Adenji, so let's speak about Osita. Which was his role in the transfer from Lille to Napoli? So, Okolo was the lawful attorney. Victor signed a power of attorney to Osita Okolo to represent him. You know, because Victor is from Nigeria, he will need somebody who understands him, be in the transaction, you know, somebody he can trust. So Osita Okolo was that person that. So at the point of getting in this agreement to move from Lille to Napoli, signed an agreement with DW Sport, that is Davila. So all of the money that is due to Davila and Osita Okolo was agreed, and in that agreement they both agreed on how to share it as a joint and intermediary for Victor Osimhen. Okay, okay. Can I ask how much money DW has to give to Osita? I'm not sure that I'm not sure it's something that I can disclose, but I think that it's quite a bit of money. And what we are filing here in Nigeria is all in the court documents. But because the matter is in court, I might not be able to disclose that. Okay, okay. So in France spoke about 1.5 million euros in France. Something like that. Okay. Quindi abbiamo anche, diciamo, una descrizione così dell'ammontare dei soldi, non pochi. E ci ha detto nell'ultima domanda, nell'ultima risposta anzi, che il ruolo praticamente di Victor di Osita era quello di collaboratore
diciamo anche assistente dal punto di vista legale, perché in quanto nigeriano Victor aveva bisogno di qualcuno che lo capisse perfettamente. Poi ricordiamo che è il cognato di il Victor, cognato, che gli desse la possibilità, ecco, di andare a vedere e capire cosa fosse meglio per lui. Poi chiaramente con l'ingresso di Davila è stato lui poi a curare l'intermediazione del passaggio, con promessa poi di percentuale per Osita Okolo. Si parla di circa 1,3 milioni di euro che poi non sono stati ridati allo stesso Osita Okolo, e parte dove nasce tutto questo problema. Parte di questi soldi che doveva avere Osita Okolo sono stati trattenuti da Victor Osimhen, perché questi soldi poi sarebbero stati destinati ad altri familiari di Victor Osimhen, con la promessa dell'attaccante nigeriano del Napoli poi di restituire questa somma ad Osita Okolo. Questa somma non è stata mai restituita, e per questo poi attualmente c'è, diciamo così, l'aspetto legale che intercorre tra i due, se vogliamo proprio andare a riassumere brevemente. E possiamo darvi anche evidentemente dei dettagli nel corso dei prossimi minuti, perché stiamo avendo anche visione dei documenti in questo momento. Quanto vorrei fare così e mostrarlo davanti alla telecamera, però non me la sento, non ce la faccio, non ho il coraggio. Ad ogni modo, thank you so much to Mr. Adenji for staying today with us. It was very useful, and we hope the situation will end in the best way possible. So Vincenzo, you are owing me something. You are going to teach me how to speak Italiano. Okay, no problems, no problems. So the next time you teach me English, and we are fine. Okay. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Andiamo a salutare quindi l'avvocato.